Gli effetti dell'aria inquinata hanno conseguenze, in particolare sulla salute dei più fragili e dei bambini. Lo smog può provocare irritazioni e infiammazioni alle alte vie respiratorie. È noto che in soggetti che hanno patologie respiratorie, ad esempio l'asma, l'inquinamento può facilitare le riacutizzazioni. Quando c'è tanto inquinamento le vie aeree si infiammano negli adulti come nei bambini, quindi alcune infezioni virali possono causare una malattia respiratoria più importante. I bambini non possono certo restare chiusi in casa, ma è preferibile fare passeggiate, non in città, ma in campagna. I bambini devono uscire lo stesso, non è che devono stare in casa, però andare in ambienti, i colli euganei, la montagna, il mare, lontano dalle grandi vie di comunicazione, questo è sicuramente un consiglio che si può dare. L'uso della mascherina purtroppo non blocca il filtraggio delle polveri sottili. La mascherina funziona molto bene per proteggersi dalle infezioni virali, per l'inquinamento non più di tanto, anzi molto poco. Ci vorrebbero mascherine speciali che però non sono disponibili.